connessioni con Dio. Salmo 139, versetto 13: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto, aggiungo, molto bene. Cantare è già scritto nel nostro DNA, è parte del disegno di Dio. Lo sviluppo dell'embrione, già la 6ª settimana, che corrisponde al 2° mese di gravidanza, prevede la realizzazione e la formazione di quasi tutti gli organi: l'esofago, il pancreas, il fegato, le reni, la milza, l'intestino. Il cuore in questa fase batte a 110 battiti al minuto. La velocità del battito mi lascia immaginare alla forza della vita che si sta completando e che vuole farne parte di questa vita. Già sono percepibili i contorni della testa e del viso. Tutta questa meraviglia. A chi ci ascolta oggi da lontano, benvenuti a chi si è connesso in questo momento. Abbiamo avuto un problema tecnico, ma adesso siamo di nuovo connessi, e questa connessione è anche opera di Dio, tra creazione e l'umanità. Tutta questa meraviglia che si perfezionerà per le successive settimane, dalla 30ª alla 41ª circa, indirizzano ad un progetto di vita, per una relazione, non solo con i genitori, pensate, questo figlio che viene al mondo, non solo con i suoi simili, ma anche con Dio. E da questo incontro, dal risultato di un'amicizia speciale, nasce un canto, come abbiamo cantato questa mattina. L'immagine di sé è quella di ritenersi uomini e donne di valore davanti agli occhi di Dio. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. La nostra adorazione si connette con tutto quello che Dio stesso ha creato, perché siamo stati progettati per cantare. E l'anima mia, dirà l'autore, lo sa molto bene. Significa che nel momento in cui crediamo è come ritrovare un collegamento perduto, è come rientrare in una relazione. C'è spazio anche per chi non sa cantare, per coloro che non sono intonati. Buona notizia per qualcuno. L'Apostolo Paolo in Efesini dice: parlandovi con gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Prima di una buona intonazione è necessario avere un cuore per il Signore. Ineffabile il prossimo canto che canteremo insieme. Ineffabile. Progettati per cantare, ma non siamo soli nel cantare. Vorrei leggere con voi il Salmo 98, dal versetto 4 al versetto 9. Salmo 98, potrei dirti questa mattina: canta con il creato. Non sei solo, non sei sola. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra. Date incanti di gioia e di lode, salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con trombe al suono del corno acclamate il Re, il Signore, risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore,
poiché egli viene a governare la terra, egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il creato canta, tu canta. Non solo le connessioni tra un embrione che si sviluppa in vista di un progetto di lode, ma anche una connessione tra il creato e l'umanità che l'abita. Il canto ci allinea ad un processo già esistente e in più possiamo dire che imitiamo il grande cantante che è il creatore del cielo e della terra. Vi cito su questo argomento un passaggio di Paul Tripp, pastore e autore di diversi bestseller evangelici e cristiani. Lui dice: Dio è il musicista per eccellenza. La sua musica trasforma la tua vita. La melodia della redenzione rinnova il tuo cuore e ristora la tua vita. Le sue canzoni di perdono, di grazia, di riconciliazione, di verità, di speranza, sovranità e amore ti restituiscono, dirà Paul, ti restituiscono la tua umanità e ripristinano la tua identità. Cosa siamo senza Dio? L'umanità è restituita e l'identità è ripristinata. Nella grazia diventiamo persone migliori e conosciamo chi siamo. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto, dirà il salmista. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Il canto non è solo un progetto di Dio, non è qualcosa che si condivide insieme, il canto ti porta alle verità della domenica al lunedì. Cioè quello che facciamo oggi sarà l'energia, la benedizione, la memoria, il ricordo di quello che abbiamo fatto oggi. Perciò oggi è una grande occasione per fare il pieno di benedizioni davanti al Signore. Vorrei leggere questo versetto del Salmo 25, versetto 5, e poi lasciamo i nostri musicisti esprimere due canti insieme, che saranno Tu sei santo e meraviglioso sei. Però leggiamo prima il versetto 5 del Salmo 25. Guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Cantiamo insieme. Poi avremo, dopo questi due canti, un momento di preghiera comunitaria.
conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Sei così nella tua vita, diglielo in preghiera in questo momento. Facciamolo insieme, questo momento di preghiera, liberamente. Alleluia, Signore. Maestà, Signore. Meraviglioso sei, Signore. Veramente hai conquistato ogni parte di me. Senza di te, Signore, non so stare. Signore, crea dipendenza in ognuno di noi. Signore, vogliamo dipendere solo da te. Grazie per il culto di oggi. Grazie perché hai permesso anche di trasmetterlo in diretta a chi ci ascolta da casa. Signore, entra nella sua casa, entra nella casa di queste persone che forse stanno chiamando il tuo nome, che forse hanno bisogno di te, e noi non conosciamo i nomi, ma tu conosci ogni singola persona che è in diretta, come conosci ogni singolo cuore che è in questa sala, Signore, come conosci il nome di tutte le stelle, Padre Santo. Glorifica, Signore, questa giornata, santificala, Signore, facci sentire il tuo profumo soave, Signore. Noi, Signore, vogliamo innalzare la lode a te, la lode al tuo santo nome, perché sei la nostra rocca e la nostra fortezza. E in questo momento sei in questa sala qui con noi, Signore. Grazie, Signore, perché ci spingi ad una lode più forte. Grazie, Signore, perché ci salvi, ci proteggi e, Signore, sei con noi ogni giorno. Benedici ogni parola detta, ogni canto cantato in questa sala e in tutte le sale del mondo, Signore. Benedici tutti i fratelli delle chiese perseguitate che in questo momento di nascosto si devono vedere per innalzare il tuo santo nome. Grazie, Signore, perché tu sei vigile in ogni cosa, Signore. Benedici questa giornata nel nome potente di Gesù Cristo, nostro Re. Amen. Signore, noi siamo stati creati per lodarti, per adorarti. E, Signore, vogliamo farlo con le nostre voci, con il nostro cuore. E, Signore, come potremmo non lodarti e adorarti davanti alla tua presenza? Signore, tu che hai creato ogni cosa, hai creato l'universo, hai creato ogni piccola parte di noi. Signore, ci hai creati veramente in modo perfetto. Signore, noi vogliamo lodarti, vogliamo adorarti, nonostante non meritavamo ciò. Signore, tu hai mandato tuo figlio sulla croce affinché noi potessimo lodare te, adorare te. Signore, possiamo entrare alla tua presenza con canti, con lodi. E Signore, tu guardi il nostro cuore e ti prego affinché il nostro cuore possa essere rivolto verso di te, verso la tua presenza. E Signore, perdonaci per tutte le mancanze che abbiamo nei tuoi confronti. E Signore, ristabiliscici davanti a te, alla tua presenza. Signore, noi vogliamo lodarti, vogliamo adorarti per il resto della nostra vita. Signore, grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ecco, benedite il Signore voi tutti, servi del Signore, che state nella casa del Signore durante la notte. Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore. Il Signore ti benedica da Sion, Egli che ha fatto i cieli e la terra. Signore, grazie per le tue parole questa mattina, Signore. Grazie perché tu conosci ognuno di noi nel più profondo, conosci i nostri cuori, conosci ogni cosa di noi, anche i nostri pensieri più nascosti. Niente ti è nascosto, Signore, e noi vogliamo lodarti e ringraziarti perché tu sei veramente meraviglioso, sei immutabile, sei l'eccelso, sei il Re dei Re, Signore dei Signori, e non c'è altro Dio lì fuori di te, Padre. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Padre, grazie che possiamo venire a te per adorarti, per benedirti, per invocare il tuo nome, Signore, per darti la gloria e l'onore che ti spetta, Signore. Tu sei santo, nessuno è come te, abbiamo cantato. Tu sei il nostro Dio, il solo Dio, il vero Dio, il Dio vivente e vero, Signore, che vive nei nostri cuori. Grazie perché ti possiamo benedire, ti possiamo esaltare, Signore, e vogliamo farlo con tutto il cuore, Signore. Tu che leggi in ogni cuore, ti preghiamo affinché tu
continui l'opera tua nella vita nostra, continua a trasformarci, a benedirci, Signore, a guidarci attraverso lo Spirito tuo Santo. Benedici questo tempo insieme, benedici il culto, benedici la tua parola, che possa essere una parola che entra nelle profondità del cuore, Signore, e che compie l'opera per cui tu l'hai mandata, la trasformazione delle nostre vite per assomigliare sempre più al nostro Maestro, il Signore Gesù. Benedetto sei tu, benedetto il Signore, nel nome potente tuo. Amen. 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 Vogliamo lodare il Signore ricordando perché siamo qui, e questo canto vi invito a cantare insieme a noi. Io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò, davanti al tuo trono io mi prostrerò, perché appartengo a te. Potremmo farlo insieme ancora una volta? Andiamo in piedi. Io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò, davanti al trono io mi prostrerò, perché appartengo a te. Adesso cantiamo senza musica. Tu sei santo, santo, nessuno è come te. Tu sei santo, santo, gloria ed onore a te. Amen. Prendiamo posto. Diamo la parola al fratello Davide Tucker da Trieste, che ci accompagnerà nell'ascolto della parola del Signore. Sempre un piacere tornare a casa dove abbiamo vissuto Isidro Vines, qua, in zona. Spero di non offendere nessuno quando sto per dire qualcosa che forse non sentirete spesso o non avete mai sentito. Riguardo il libro di Efesini. L'epistola, preghiamo prima, forse è meglio. Signore nostro Dio, insegnaci dalla tua parola. Oggi vogliamo sentire la tua voce, un messaggio del tuo cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. L'epistola di Efesini è una lettera scritta dall'Apostolo Paolo mentre stava in catene all'arresto domiciliare in una casa affittata a Roma fra gli anni 60 e 61-62 d.C. Qui è la cosa che forse non avete mai sentito. Era una lettera scritta non precisamente ai membri della chiesa di Efeso, ma invece è una lettera circolare scritta alle chiese che si trovano nelle varie città di Asia Minore, incluso anche Efeso, che era la capitale della provincia, ma non direttamente
alla chiesa di Efeso. Notiamo questo solo dal versetto 1, capitolo 1, versetto 15. Paolo è stato ad Efeso per quanto tempo ha insegnato? Avete un'idea? È stato circa 3 anni, se non di più. Proprio conosceva tutti quanti. Poi è scritto in versetto 15 di capitolo 1: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di pregare. Voglio rendere grazie per voi. Però, avendo udito di parlare, lui sapeva benissimo, conosceva benissimo la loro fede. E poi, se notate bene, non c'è mai in tutta l'epistola o menzione dei problemi della Chiesa specifico. Non c'è, non menziona nemmeno un nome di una persona nella Chiesa. Ovviamente, e poi in versetto 1, quando dice Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Se notate bene, dopo Efeso c'è un piccolo A sopra. Sotto, proprio in fondo della casa, in fondo della pagina, alcuni manoscritti omettono in Efeso. Infatti le cose più antiche non includono in Efeso. Era considerato, almeno secondo gli esperti conservatori, una lettera circolare mandato da Paolo in 60-62 d.C. alle varie chiese in zona. Efeso ovviamente è arrivato ad Efeso, però una lettera circolare, in quel senso che probabilmente molti pensano che quella lettera menzionata anche nel libro Epistola a Colossesi alla fine, quando questa lettera viene letta da voi, mandate anche all'Odicea, e quella che viene da Laodicea, che non abbiamo una copia, molti pensano era quella stessa cosa, la lettera circolare, che giravano fra le chiese di Efeso. Ma non è una grande cosa, però è una cosa probabilmente non avete mai sentito. Però non soltanto io, che anche diciamo eBay presenta la stessa cosa e diversi altri. Cioè, tutte le scuole, la facoltà teologica conservatori presenta questo. Però una cosa interessante, però era una lettera scritta non precisamente ai membri della chiesa di Efeso, ma invece una lettera circolare scritta alle chiese che si trovano nelle varie città di Asia Minore, incluso anche Efeso. Era mandato da Paolo a queste chiese per mano di Tichico, suo compagno e collaboratore, e accompagnato da Onesimo. In capitolo 1-3 Paolo l'Apostolo rivela la gloria della Chiesa in tutto il suo splendore nel piano eterno di Dio. Poi egli usa capitolo 4-6 per spiegare come questa nuova comunità, la Chiesa, dovrebbe comportarsi nel mondo in cui vive. Quando uno diventa per la prima volta un nuovo socio di un club o di un'associazione dove paga la quota annua per poter entrare e fare socio, una delle prime cose che vorrebbe sapere è come dovrebbe comportarsi da socio, giusto? Quali sono gli obblighi, le regole dell'associazione per poter sistemarsi e vivere in tranquillità con gli altri soci? La situazione dei nuovi cristiani nelle chiese di Asia Minore nel primo secolo era abbastanza simile alla situazione di un nuovo socio che entra a far parte di un'associazione. Quando una persona si convertiva a Cristo e poi scopre che è diventato socio di una nuova comunità chiamata la Chiesa, ovviamente vuole sapere come dovrebbe comportarsi. L'Apostolo Paolo affronta questo argomento nel capitolo 4 e descrive per noi come dovremmo comportarci come persone chiamate da Dio a fare parte della sua comunità. Stamattina vogliamo esaminare insieme per qualche minuto 3 aspetti del nostro
comportamento. Diciamo con i primi 3 versetti. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Versetto 17 fino a 19. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con intelligenza ottenebrata, estranee alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Poi nel versetto 22, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi ruba o chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. E nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifica secondo il bisogno, ditelo affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ecco il primo aspetto del nostro comportamento che Dio vuole vedere realizzato in noi. Il nostro comportamento caratterizzato. Ecco, il nostro comportamento caratterizzato. Di nuovo, versetto 1 a 3. Io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Paolo in questi versetti ci spiega con un principio come dovrebbe essere il nostro comportamento come nuovi soci di questa comunità chiamata Chiesa. Cos'è il principio? Il principio è questo. Il nostro comportamento deve essere degno della nostra chiamata. Degno della nostra chiamata. In quale senso degno? Secondo lui deve essere degno nel senso che è caratterizzato da umiltà. Da umiltà. C'è una definizione di umiltà. Uno che pensa giustamente di se stesso, ma non si vanta davanti agli altri delle sue qualità. Uno che stima gli altri come più importanti di se stesso. Quando uno è umile,
non sta a giudicare o criticare gli altri, accetta facilmente correzioni, insegnamenti, rimproveri dagli altri e dimostra rispetto per quelli sopra di lui e per quelli sotto di lui. Perché l'umiltà è così importante nel nostro comportamento? Proverbi 16-18 dice proprio l'opposto. La superbia, cioè l'opposto di umiltà, precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Domanda: la tua vita da credente è caratterizzata da umiltà? Cosa direbbero gli altri che ti conoscono bene? Cosa direbbero gli altri che lavorano con te? Cosa dicono gli altri che vivono con te? Poi un secondo aspetto di questa cosa vuol dire, diciamo, comportarsi in modo degno. Non soltanto caratterizzato da umiltà, ma caratterizzato da gentilezza, da dolcezza. Un esempio pratico: quando tu sei turbato in riguardo a qualcosa e vai dalla persona che ha causato la tua frustrazione, e noi tutti abbiamo sperimentato questo, e tu vai da quella persona che ha causato la tua frustrazione e chiedi una spiegazione. Se questa persona ti risponde duramente, come reagisci? Se invece risponde con gentilezza e dolcezza, come reagisci? Proverbi 15:1 dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Domanda: la tua vita da credente è caratterizzata da gentilezza e dolcezza? Di nuovo, cosa direbbero gli altri che ti conoscono bene? Cosa direbbero loro che devono lavorare con te? Cosa direbbero gli altri che vivono con te? Forse in casa. Poi, in quale senso deve essere degno? Nel senso che è caratterizzato da pazienza e longanimità. Nella vita coniugale, quanto è importante la pazienza e la longanimità? Quando due persone imperfette si sposano, la propensione per tensione e frustrazione aumenta notevolmente. Se uno dei due coniugi non è paziente, non è tollerante delle imperfezioni dell'altra persona, il matrimonio è destinato a crollarsi addosso. Come è vero nel rapporto coniugale fra il marito e moglie, tanto è vero anche nella vita dei membri della Chiesa locale. Quando la pazienza e la longanimità non è evidente nella vita dei membri della Chiesa locale, è quasi garantito che prima o poi ci saranno delle esplosioni. E se il problema non viene risolto, allora anche divisioni fra i membri. 1 Corinzi 13:4 dice: l'amore è paziente. Allora quando non c'è pazienza e longanimità fra fratelli, non c'è amore. Di nuovo, domando: la tua vita da credente è caratterizzata da pazienza e longanimità? Cosa direbbero gli altri che ti conoscono bene? Quelli che devono lavorare con te, che vivono con te. Poi la vita degna del Signore, il comportamento, è caratterizzato dall'impegno di conservare l'unità e la pace. Non è il nostro compito di creare
l'unità fra i membri della Chiesa. L'unità è qualcosa già creato o creata nella Chiesa dallo Spirito Santo. E il nostro compito invece è di sforzarci per conservarla. Però per conservarla non basta la buona volontà di una sola persona. Ci vuole il desiderio e l'impegno di ogni membro della Chiesa, altrimenti non si conserva. La pace fra fratelli nella Chiesa è uguale. Senza il desiderio e l'impegno di tutti i credenti, gli uni verso gli altri, la pace non sarà mantenuta. Romani 12,8 spiega questo concetto molto chiaramente. Versetto 18 di Romani 12. Se è possibile, per quanto dipende da voi, non dagli altri, ma da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Come ho detto, ma non dipende soltanto da noi. Però tocca a noi impegnarci nel cercare di conservare l'unità e la pace fra fratelli. Domanda: come va l'unità dello Spirito fra te e gli altri nella Chiesa? Vivi in pace con tutti? O c'è qualche rapporto interpersonale fra te e qualcun altro membro nella Chiesa che ha bisogno di essere messo a posto? Domanda: quando lo farai? Quando lo farai? Queste qualità caratterizzano un comportamento degno della nostra chiamata. Adesso vediamo un secondo aspetto di questo comportamento. Prima, il nostro comportamento caratterizzato. Adesso il nostro comportamento contrastato, come non dovrebbe essere. In versetto 17 e 19. Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrato, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità, con avidità insaziabile. Cioè in questi versetti l'Apostolo Paolo ci indica un altro principio per spiegare cosa il nostro comportamento non dovrebbe essere. Il principio, il nostro comportamento non dovrebbe più essere come quello dei pagani. Non dovrebbe più essere, o non dovrebbe essere più come ci comportavamo prima che eravamo nati di nuovo. Non come nel passato. Cioè non dovremo comportarci più come si comportano loro, come siamo comportati nel passato, prima di convertirci. Il loro comportamento è caratterizzato dalla vanità dei loro pensieri, dall'intelligenza ottenebrata, l'estraneità alla vita di Dio, l'ignoranza, un cuore indurito, l'insensibile verso Dio, l'abbandono alla sensualità, all'impurità, all'avarizia, senza freno. Io ho conosciuto il Signore circa, in agosto sarà oltre 50 anni, però mi ricordo benissimo quei primi 20 anni. E purtroppo questa è la mia vita, come è stata anche la tua vita. Forse non in pieno, però noi tutti vivevamo in questo modo. Però non più. Questo non è il comportamento che Dio vuole. Adesso vediamo un terzo e finale aspetto di questo comportamento degno del Signore. Il nostro comportamento non caratterizzato, non contrastato, ma praticato. Praticato. Come si mette in pratica? Poi alla fine del capitolo 4 l'Apostolo arriva al pratico dandoci un principio per applicare momento per momento.
alla nostra vita, per aiutarci a realizzare un comportamento degno della nostra chiamata. Ecco il principio verbalizzato, se vogliamo dire. Versetto 22, 23, 24. Questo è proprio il principio verbalizzato. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo la passione ingannatrice, ad essere invece rinnovati dello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Un riassunto in questo modo là si riassume dicendo spogliarsi dal vecchio uomo, rinnovarsi nello spirito della mente e rivestirsi l'uomo nuovo. E poi ci spiega come attuare questo principio nella nostra vita. Cioè ecco il principio non verbalizzato ma attuato. In versetto 25 e 32 l'idea è questo. Come questo principio viene attuato, messo in pratica? In quello che diciamo. In quello che diciamo, versetto 25. C'è l'idea in quello che diciamo, eliminare, bandire la menzogna dalla nostra vita e dire la verità. Come dice il versetto 25, perciò bandita, eliminata, elimina la menzogna. Ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Ma io non so della Chiesa di Udine, perché non sono stato qui ormai da oltre 15 anni. La nostra Chiesa a Trieste. Ancora trovo molti credenti che ancora lottano con la bugia. Non quella grande, però quella, se qualcosa è imbarazzante, non dicono la verità. Mentono. C'è qualcuno ancora che ha problemi con la bugia? Per proteggersi, cioè una cosa bianca, non fa male a nessuno. Purtroppo trovo che i credenti, molti credenti ancora lottano con questo, la bugia. Però Paolo dice, bandita la menzogna, elimina, perché rovina. Se tu sei sposato e scopri che tua moglie, tuo marito, sta mentendo a te, dicendo una bugia, e tu lo scopri, perdi fiducia quella persona. Rovina, ferisce. Allora, anche fra noi, l'idea, Dio non vuole questo. Avete mai pensato quella parola in Apocalisse alla fine? Non ci saranno bugiardi in cielo. Dovrebbe un pochettino farci pensare, ragionare. Il vero ravvedimento vuol dire questo qui elimino dalla mia vita. Poi il principio attuato in quello che diciamo, poi nel modo in cui reagiamo alle situazioni spiacevoli. E noi tutti, prima o poi, avremo situazioni, circostanze spiacevoli nella nostra vita. Capita a tutti quanti. Lui dice qui, in versetto 26-27, adirate e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Cioè adirarci, forse, se la situazione merita, ma non permettere mai la nostra ira di finire nel peccato, né di durare a lungo, né di aprire una porta per il diavolo. Io delle volte, noi abbiamo 2 figli, non più adolescenti, uno a 21, quasi 22, l'altro a 26. Quello di 22 ancora non è maturato. Delle volte mi fa andare in tilt. E
come qualcuno dice, delle volte perdo la mia santificazione. Però l'idea di adirarmi in certe situazioni, io penso che è legale, però di andare oltre e fare spazio al diavolo, che lui non è credente a questo momento. L'ultimo capitolo non è stato scritto ancora, grazie a Dio. Però l'idea di dare spazio al diavolo nella mia vita è che lui vede tutto, e se lo faccio questo lo tengo lontano. Pensiamoci un momentino con Caino, con suo fratello Abele. Tutti e due hanno presentato un'offerta al Signore. Quella di Abele è stata accettata, quella di Caino no, si è arrabbiato. Perché lui e non me? Perché lui e non me? E Dio ha cercato di calmare. Finisce, dato spazio al diavolo, e finisce ad ammazzare il suo fratello. Il Messaggero Veneto, io ce l'ho abbonamento da tanti anni, è pieno, non dico ogni giorno, ma pieno di esempi di persone che sono adirati verso qualcuno per un torto subito, o qualche volta un torto solo immaginato, e poi hanno permesso alla loro ira di finire nel peccato, e spesso hanno creato per il diavolo un'autostrada nella loro vita su cui viaggiare e fare quello che vuole. Domanda: nella tua vita c'è qualche autostrada, qualche stradale normale che tu hai fatto per il diavolo di viaggiare? A causa della tua ira non controllata? Noi tutti abbiamo sbagliato con questo, però è da lavorare sopra. Poi nel modo in cui ci comportiamo in riguardo ai nostri desideri. Versetto 28 dice: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Cosa sta dicendo qui? Di smettere a rubare e darci a lavorare onestamente per guadagnare quello che ci abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno per vivere, per avere qualcosa di dare a quelli che stanno nel bisogno. Rubare significa prendere qualcosa che non è mia, usando qualunque tattica che funziona per averla. Avere desideri è normale, rubare no. Per esempio, per uno studentessa, cosa è il suo desiderio quando deve fare un esame? Durante l'esame, se io dovessi copiare le risposte di un compagno di classe quando non so le risposte, sto rubando. Per un calciatore, giocatore di calcio, cosa è il suo desiderio quando gioca una partita? Da vincere, sicuro. Se non è il suo desiderio di vincere, non dovrebbe giocare. Durante la partita di calcio, se il giocatore dovesse cadere intenzionalmente nell'area vicino alla porta avversaria per procurarsi un rigore, quando gli avversari non li hanno toccato, non gli hanno fatto un fallo, se fa questo, sta rubando. Non è un campione, è un ladro. Desiderare è normale, è giusto per una persona e per un credente. Rubare per avere i suoi desideri, no. Nelle parole che scegliamo di usare, il principio
attuato nelle parole che scegliamo di usare, di smettere con le parolacce, usare soltanto parole buone che incoraggino e aiutano gli altri a crescere. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuno buona che edifica secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Io non so per voi, forse siete cresciuti senza mai usare parolacce, invece io sono cresciuto e conoscevo e usavo ogni parolaccia, diciamo, nella lingua inglese, non in italiano. So quelli che sono, ma non li uso. Però usavo tutti la lingua inglese, purtroppo. Ho messo a parte. Ci voleva un paio di anni, stavo proprio lì, mi ricordo bene, era da 2 anni, stavo andando proprio nel campo di mio zio, attorno al tempo di Natale, a cacciare. E c'era un cervo, diciamo, che poi dall'altra parte del campo è andato lontano e io sono uscito fuori dalla macchina, cioè avevo un altro nemico con me, io ho cercato di metterli dentro, proiettili dentro e si è bloccato. E allora, boom! Una parola è scappato. Mio amico era credente. A quel punto, Dio mio, Davide. La settimana dopo stavo leggendo in Efesini 4, Efesini 5. Mi ha parlato. E per molti anni non ho usato nemmeno una parolaccia. Per molti anni, forse per 15-20 anni. E poi quando sono arrivato qui a Udine e stavo pescando lì nel fiume Ledra, vicino a Gemona, e diciamo c'era questa trota che stavo venendo su. Bene. E ho fatto almeno una 10 tipi di mosche diverse. Nessuno funzionava. Finalmente, boom! Però, perché diciamo non ho legato bene, è strappato. Però aveva ancora una mosca uguale. Adesso so quella perché mangiano soltanto quelli che diciamo del momento. Ogni settimana cambia. Nuove schiuse, nuove mosche. Adesso ho scoperto quella che mangia. E ha riattaccato questa cosa qua. Bene, adesso è mio, ho legato molto bene, non può strappare più. E diciamo stava lì a lanciare e è andato perfetto, però c'era un gusto come lavora. E l'ha preso, boom, e messo proprio nell'albero. E dove l'ho messo? Il fiume era così. Io avevo stivali fin qua, però non qua. Era freddissimo l'acqua. Dopo 15 anni, uscito fuori, una parolaccia. Io dico, Signore, ancora dentro di me. Perdonami per quella parola. Chi fra di noi non deve lottare, però è una cosa, non dà onore a Dio quando escono dalle nostre parole, dalle nostre bocche, parole non sane. Il principio attuato anche come scegliamo di vivere con le offese subite, come dice il versetto 31 e 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira, clamore e parole offensive, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Lui sta dicendo qui di togliere dalla nostra vita ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, ogni clamore, ogni parola offensiva ed ogni cattiveria e agire verso gli altri con benevolenza, con misericordia, con perdono. Chi di noi non ha dovuto lottare con questo? Chi fra di noi non ha dovuto lottare? Perché situazioni del genere capitano in ogni vita. Ebrei 12, versetto 14-15 dice:
impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Penso che avevo già detto questa storia, però mi viene in mente ogni volta che ci penso. Una signora anziana che gestiva la libreria cristiana nel paese dove ho studiato, ho frequentato l'università. Per molti anni era una donna raggiante ed esemplare per noi giovani credenti, era credente da 1 anno, 2 anni. Però alla fine della sua vita è diventata molto amara per un'offesa, secondo lei, che è subita. Io ho saputo la situazione, per me non è un'offesa, però lei è rimasta offesa. Però è diventata amara, proprio amara. Andando a quel negozio dopo anni, ho visto sempre, portava sempre la stessa rancore, stessa amarezza. Una donna matura nella fede. Che triste fine. Però è possibile anche per noi, se noi permettiamo questo. Lui ci toglie ogni amarezza, ogni cruccio, ogni cosa, clamore in questo senso là. Non possiamo tollerare questo. In un matrimonio sano, uno degli obiettivi che ogni coniuge ha è di non ferire il proprio partner, né con le parole né che dice, né con le sue azioni compiute. Far star male o ferire la nostra compagna o il nostro compagno è proprio qualcosa che non vogliamo fare, che evitiamo ad ogni costo. Come credente, il nostro rapporto con Dio è molto simile ad un matrimonio. Quando nasciamo di nuovo, Dio manda la persona dello Spirito Santo ad abitare in ciascuno di noi. È come se noi fossimo sposati, se vogliamo dire, con Lui. E una delle cose che non vogliamo fare è proprio di fare o dire qualcosa che lo farebbe star male, che lo ferirebbe. Quando noi non ci comportiamo in modo degno di Lui, ovviamente lo facciamo stare male. Per questo motivo, in mezzo alle sue esortazioni, l'Apostolo Paolo ci avverte di non rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati sigillati o suggellati per il giorno della redenzione. Invece dovremo cercare di piacergli in ogni cosa. Come possiamo piacere al nostro Dio? Possa Dio benedire la sua parola e applicare alla nostra vita. Grazie. Prima di salutare i nostri amici che ci seguono sui nostri canali digitali, vorrei chiudere questa diretta con il canto Amate il Signore. In realtà è un canto che ci riporterà dentro la predicazione e leggo solo questo versetto di Filippesi che dice: perché siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso invano. Alziamoci in piedi, cantiamo Amate il Signore e poi
Dio vi benedica, buona domenica. Dopo la cena del Signore, tra l'altro,